La Regione dà il via libera definitivo alle nuove schede ospedaliere del piano sociosanitario regionale. Nella seduta di ieri la giunta di Palazzo Balbi ha infatti approvato il piano sanità regionale, che dovrà far fronte al miliardo di euro in meno di risorse che la sanità veneta riceverà dallo Stato centrale. Per far ciò, la giunta regionale ha deciso di riformare il sistema attuale, alleggerendo la pressione sugli ospedali attraverso una redistribuzione della medicina sul territorio. Per abbattere i costi saranno così incentivate le cure in hospice, gli ospedali di comunità, i centri riabilitativi e le residenze temporanee, riducendo al minimo i ricoveri negli ospedali che subiranno un taglio di 1200 posti letto, che non mancherà di far discutere i vari comitati di cittadini. L'approvazione porta con sé un'importante novità introdotta dalla Commissione Sanità rispetto alla precedente formulazione, ovvero che l'attivazione delle strutture di ricovero intermedio siano contestuali alla riduzione dei posti letto ospedalieri. Non cambia invece la nomina dei primari delle cliniche universitarie. Il presidente Zaia ha deciso di tenere per sé questa facoltà e ad indicare le cariche sarà lui stesso d'intesa con i rettori degli atenei interessati. Per quanto concerne le strutture veneziane, a Mestre è scongiurato il taglio di 80 posti di lavoro a Villa Salus, con la riassegnazione dell'attività chirurgico-ortopedica per la struttura privata accreditata. Confermati invece i tagli all'ospedale civile di Venezia, che rimarrà un presidio ospedaliero di rete, mentre l'ospedale All'Angelo sarà l'hub di riferimento per tutte le ASL della provincia.